Una buona domenica telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Bentrovato e buona domenica ad Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova, che è anche oggi nei nostri studi. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno e buona domenica a tutti. Senta, cominciamo questa puntata parlando un po' da un certo punto di vista di bilanci, nel senso che siamo entrati, fortunatamente, insomma il tempo nelle ultime settimane è stato ed è tuttora ancora un po' ballerino, però siamo entrati insomma nella primavera, ci siamo lasciati alle spalle un autunno e un inverno con anche delle situazioni di criticità dal punto di vista idrogeologico che però la città ha affrontato e superato bene, però ormai siamo abituati, vice sindaco lo sappiamo, ad affrontarle queste tematiche, sappiamo che sempre di più dovremmo affrontarle. Però le chiedo adesso è il momento di guardare anche un po' avanti, guardare la stagione estiva, dove molto probabilmente torneranno anche i temi legati alla siccità e quant'altro, perché ormai li stiamo affrontando da anni. Quindi tutto questo per cominciare questa puntata parlando di questo tema qui, il tema idraulico. Cosa ci può dire in questo? È un tema di cui si è parlato molto in queste settimane, c'è stata anche la giornata dell'acqua che è sempre un momento di riflessione promosso da tutti gli enti che poi tra consorzi di bonifica, genio civile, insomma, governano queste situazioni. E la situazione è proprio quella che diceva, insomma, cioè noi ormai sempre di più ci stiamo abituando o dobbiamo abituarci ad un nuovo equilibrio che è fatto di periodi di abbondanza di acqua e periodi di scarsità di acqua. L'abbondanza non è una novità, tutto sommato, perché che la pianura padana e questo luogo della pianura padana sia un luogo che storicamente è stato interessato da interventi di bonifica e quindi di gestione dell'acqua, dovute al livello in cui viviamo, ma dovuto alla conformazione, insomma, della zona in cui siamo, questo ormai è un dato per assodato. Semmai impressiona vedere, come dire, lo sviluppo urbano negli ultimi decenni della città e come questo non abbia corrisposto in una situazione già difficile poi ad una restituzione all'ambiente degli spazi per l'acqua. Questo al netto di tutto il dibattito, insomma, sul consumo di suolo, che non apro proprio per brevità, ma che sarebbe un tema, come dire, da tenere in grande considerazione. Ma questa urbanizzazione poi non è corrisposta storicamente, cioè quindi storicamente una difesa ed una gestione come dire, che tenesse conto di questo sviluppo, e questo è un problema con il quale oggi facciamo i conti. Ed è il motivo per cui siamo tanto impegnati a realizzare i bacini di laminazione, i canali scolmatori di cui si parla. Chiusa questa stagione, ritengo, insomma, adesso ma dai, siamo ad aprile, quindi vice sindaco non dovremo, certo. Esatto, senza scomodare luoghi comuni, però stiamo già guardando da un po'. Ora, tornando al ragionamento con grande rigore e serietà, a vedere che estate ci aspetta. E nonostante il fatto, insomma, magari il weekend scorso ci sia dispiaciuto di aver passato una Pasqua con la pioggia, quindi nonostante comunque in questo periodo il tempo è stato anche generoso di precipitazioni, però noi abbiamo tutti i livelli dei nostri fiumi che stanno abbondantemente sotto la media storica. Questo significa che abbiamo meno acqua rispetto al passato nei nostri corsi d'acqua. Oggi ce ne accorgiamo meno, quando inizia la stagione irrigua, e quindi quando l'agricoltura chiederà giustamente l'acqua per la coltivazione
dei prodotti, delle culture che poi sono la nostra economia, sono la nostra anche cultura agroalimentare, che come dire, è un pezzo importante anche dell'economia, dell'immagine, della storia di questo territorio. Quando l'agricoltura chiederà ci accorgeremo e vedremo che i livelli sono difficili, sono preoccupanti. La frontiera sulla quale dobbiamo attestarci è quella di riuscire, e questo stiamo iniziando a farlo, probabilmente non ancora a sufficienza, a contenere e conservare i grandi quantitativi d'acqua di cui disponiamo in alcuni periodi per utilizzarli nei momenti in cui quest'acqua non c'è. Lo dico ancora meglio. Cioè, se riuscissimo a tenere nei bacini o in alcuni contenitori, insomma, l'acqua che piove, che abbiamo in abbondanza nel periodo autunnale e invernale, utilizzarla per l'estate, ecco, questo sarebbe un buon modo, diciamo, di adattarsi alla situazione climatica e territoriale che stiamo vivendo. Le chiedo però, Vice Sindaco, come mai su questo siamo più indietro rispetto a quelli che sono magari i bacini di laminazione? Cioè, per difenderci dalle grandi quantità di acqua negli anni, comunque in ritardo, ma negli anni gli interventi li abbiamo fatti. Su quest'altro fronte siamo ancora più in ritardo, ecco, ma come mai? C'è stata meno sensibilizzazione su questo? Anche il primo versante non è proprio che viaggia in puntualità, perché no, assolutamente. Dorolo e Caldogno, meno male che sono entrati in funzione, sono state inaugurate anche altre vasche di laminazioni, ma ricordiamo che il piano era stato organizzato nel 2010, sono passati 15 anni quasi ormai da quella pianificazione, dove il nostro Presidente di Regione, che è uno che non è che sta lì a menarsi i pollici, anzi, cioè, insomma, però ci abbiamo messo 15 anni ad ottenere come dire, i primi risultati. Ancora Vicenza va in difficoltà, Bovolenta ha avuto le sue persone sfollate, quindi dobbiamo correre di più e dobbiamo interrogarci su come la pubblica amministrazione deve anche velocizzare e può velocizzare questo tipo di realizzazioni. Però dobbiamo convertirle assolutamente secondo questo nuovo principio, che è quello della conservazione, perché noi fino a qualche anno fa abbiamo lavorato per liberarci di quest'acqua, quindi prendere l'acqua che arriva dalle montagne, invece che riversarla nei centri abitati e nelle città, farla scorrere nei fiumi e buttarla al mare. Questo è sempre stato, come dire, lo schema sul quale abbiamo lavorato. Ecco, oggi dobbiamo trattenerlo. I convegni di qualche settimana fa con il Consorzio di Bonifica hanno mostrato i primi interventi, le prime realizzazioni o progettazioni che guardano in questo modo. Il nostro territorio, il Veneto, è avanti rispetto a un panorama, come dire, nazionale. Ovviamente abbiamo i campioni mondiali da guardare, che ci sono alcuni paesi queste cose le fanno da molto tempo. E sono molto distanti rispetto a noi ancora, cioè noi siamo molto distanti rispetto a loro, però insomma dai, ci arriveremo. Però sempre in ogni ambito c'è qualcuno che insomma ha da guardare e noi guardiamo anche volentieri le esperienze positive. Ecco, è lì che dobbiamo stare. Quindi oggi dovessi, come dire, spendere una parola o come dire rispetto a quella che è l'organizzazione, diciamo, in ambito regionale, è questo, insomma, cioè noi dobbiamo sempre di più restituire quello che si toglie man mano al terreno, e su questo le normative si sono adeguate, la cultura deve ancora farlo meglio, della cultura delle persone, e il tema idraulico, ecco, è l'altra partita, anche perché viviamo in un contesto in cui lo scenario al quale dobbiamo far fronte nei decenni è quello dell'innalzamento dei mari. E oggi noi parliamo di su Venezia è l'esempio lampante, per esempio, Vice Sindaco. Ecco, noi dobbiamo capire qual è la modalità, e questa è quella della conservazione, insomma, sicuramente è quello
della prospettiva a lungo tempo. Assolutamente. Rimanendo, visto che siamo in tema, Vice Sindaco, in tema per così dire ambientale, di sostenibilità, eccetera, voi state proseguendo da tempo con una progressiva operazione di cambio dell'illuminazione in città. Avete stanziato diversi milioni di euro negli anni, insomma so che state proseguendo da questo punto di vista. Sì, noi avevamo in città un'illuminazione vetusta, che dava, come dire, delle negatività su tanti piani, dal punto di vista dell'illuminazione, quindi anche dal punto di vista della sicurezza e anche dal punto di vista dei consumi. Quindi siamo partiti a sprombattuto con un piano sistematico, concreto, finanziato di conversione degli impianti a illuminazione utilizzando la tecnologia LED. Oggi noi abbiamo superato il 50% della città illuminata a LED. Questo significa che abbiamo fatto una buona strada, ma abbiamo ancora molta strada da fare, e gli interventi di illuminazione sono interventi che costano, soprattutto se devi rifare la rete, perché se devi solo cambiare la lampadina è una cosa più semplice, ma alle volte facciamo i conti con impianti vecchi che non reggono dal punto di vista della tecnologia e della potenza diciamo i nuovi impianti, e quindi questo diciamo è l'impegno sul quale stiamo lavorando. L'ultimo contenitore importante stanziato è quello di circa 5 milioni fatto in collaborazione con Era Luce, la nostra società di servizi che ci gestisce l'illuminazione. In queste settimane abbiamo completato il quartiere di Madonna Pellegrina, quartiere residenziale molto importante con una grande densità abitativa. L'illuminazione a LED ci consente di illuminare meglio i nostri quartieri, quindi noi passeggiamo per strada, anche ci sentiamo più sicuri, l'immagine del quartiere è anche un'immagine migliore perché l'illuminazione è un'illuminazione più bella, oltre che più confortevole, migliora l'illuminazione in strada, gli attraversamenti pedonali, le zone d'ombra laterali, alle volte l'attraversamento improvviso, se c'è buio si vede meno, quindi dal punto di vista della sicurezza è importante, ma è importante anche dal punto di vista del risparmio energetico, cioè noi risparmiamo il 40% dei soldi in bolletta, quindi risparmiamo sia risorse energetiche, questo è importante per l'ambiente, ma risparmiamo anche risorse, soldi dei cittadini padovani che possiamo impiegare in altri servizi. Riuscirete, le chiedo entro fine legislatura, ad arrivare al 100% della città illuminata LED, o è abbastanza ambiziosa come soglia? Ci serve un'altra amministrazione. Okay, un ulteriore mandato. Vabbè, apprezziamo anche l'onestà, perché ovviamente come avete sentito insomma si tratta anche di interventi morale, certo. Ecco, infatti no, perché si tratta ovviamente di interventi anche che richiedono un certo tempo, una certa pianificazione e sicuramente certi investimenti. Ci prendiamo una brevissima pausa, Vice Sindaco, torniamo tra poco con la seconda parte del Sindaco risponde, rimanete con noi.